Prova. Buonasera a tutti. BCTV, il tenore di oggi, dia 27 del suo mese di Triulasa 2023. Oggi potremmo stare mettendo da un altro punto, insomma, precisamente da Olbia e quindi dovete, insomma, in qualche maniera tenere presente che i Sannover che possono arrivare dai no che non sono proprio da essa sede visti che essa questa è la sede solita di Visti TV, quindi uno poca pazienza, però insomma davamo informatore e chi non si informa sempre, le vanno novitate e comunque la gente si sta abituando pure alla facche di schiena direttamente. Bene, che incominciamo da una crata saida si presenta di voi, che lo libero in carchino che da che esiste scampianne, questa este a sa 9 manco 3 minuti, questa fotografia, e quindi si vede più o meno su quello libero, però in palaniera si sono scampianne questa non vedere. Vediamo se non ha la vallo de oggi non ha tacchelo libero, viene a salduasa, poi verso la stresa è cominciata a comparire a Carchinughedda, ma a poca roba, insomma, Biesta adesso è stata salvato. Questo è il lunedì, cioè oggi, Dio scrasa, martesi, abbiamo quello libero viene a Sastrese, e poi due anni che viene a salvato, più o meno che a oggi. Vediamo la temperatura oggi sono 29 gradi. Oh, su lunedì è che 8 la minima, martedì invece 30 gradi, è la minima che 9 gradi. Bene, entriamo direttamente in merito del suo appuntamento. Sul primo appuntamento è scusti il Lugola, su 27 a San 9 del 0 in piazza del Solballo, cioè Graccia è un gruppo praticamente musicale, chitarra, violino e fisarmonica. Un bel appuntamento di sicuro, mi raccomando non manchetta. Poi abbiamo l'appuntamento Spuro in Bizzi, con stesso 31, rassegna di vini di produttori vitesi, venerdì 31 luglio 2026, ore 19, Piazza Sproni, convegno Cannonau Elisir di lunga vita per vino della Raina, per prodotto appunto di vino, le salve virtute, se chi potete su vino, insomma, vito naturalmente che in attenzione. Interverranno Licia Boe, sommelier, Stefano De Lussu, sommelier, poi dottor Manca Antonio, vicepresidente Asso Enologi, sezione Sardegna. Degustazione dei vini offerti dai produttori con abbinamenti di vari prodotti gastronomici. È tutto accompagnato da spantosa musica del son nottambulo, organizzata da Sozio Acchimus. Hanno un attaccamento di un caneddu, sperdito, che è a giro in sta zona di via Colonnello del Palmas, in piazza Domomea, insomma, ed è nelle due Germedda, e Stiniesu, Caneddu, e insomma, che la perdita hanno te a si ritirare, insomma, a Saghista, no, è un Caneddu, Bannuleri, ma è un canello di proprietà che non si deve io che collare, ma comunque è scanello ben trattato. Bene, andiamo sul giornale, vediamo, cominciamo da essa Nuova Sardegna, la banda degli assalti, il covo in un ovile, il capo e i ruoli, il gruppo di fuoco composto da nuoresi. Un ovile nel Cagliaritano era il covo della banda che pianificava gli assalti ai furgoni carichi d'oro. Da qui il gruppo
11 gli arrestati dalla polizia sarebbe entrato in azione ognuno per conto suo, con un ruolo prestabilito. I nuoresi a formare il gruppo di fuoco con l'appoggio dei cagliaritani. Fusione aeroporti, il governo dice sì al sistema unico, tenete conto che questa è la Nuova Sardegna, che è le proprietà di Pascale, che è il presidente della Camera del Commercio di Cagliari, e quindi interessato a vendita privato dell'aeroporto di Cagliari. Porto Rotondo, la drenazione nell'hotel svuotata una cassaforte. Cocco, corpo forestale, incendi, il 60% è doloso, è applicato per vendetta. Incendi per l'isola, non c'è parte, 9.000 ettari in fumo da giugno e il 60% dei rughi, dice Gianluca Coco, il comandante del corpo forestale, è di origine dolosa. Estate torrida, caldo, non c'è tregua, in arrivo la quarta ondata. La lunghissima notte di Salmo, il Lebonski Park è un successo. Estate, musica e divertimento, migliaia di fan in delirio. Noi siamo scontenti, però non basti scritto in un bel boh. L'evento della folla sta piena del protagonista Salmo, l'inaugurazione del Lebonski Park, ma in un bel boh, che cattivo. Ciclismo, Tour de France, il trionfatore ancora Pogacar. Sponsor russo, la panchina di Pirlo in bilico. Infatti, andare in Russia a dirigere. Intervista a Pavoletti con il Cagliari, 9 anni meravigliosi, il mio futuro è qui. Trapianto, il primo caso al mondo, da Iocraocru, attacco al Pride, ucciso l'attentatore. Caro carburanti, accise si accelera verso un nuovo taglio. Andiamo verso la nuova Unione Sarda, ecco qua, nell'isola la giungla della differenziata, ma problema con l'idea plastica, mastelli di colore diverso da un comune all'altro e regole differenti. I caffoni del sacchetto selvaggio imperversano soprattutto nei luoghi di vacanza, cioè praticamente ghettano ai nuove minate e quindi Zoschi con le sarga non la colgono. La giungla dei rifiuti con il mastello giallo, esempio di un caos esponenziale che a Cagliari si usa per carta e cartone, mentre a Sassari rappresenta il colore di latta e plastica, si aggiungano i caffoni della spazzatura, sardi e turisti che se ne fregano della raccolta differenziata, malgrado l'isola sia un regime virtuoso. Il risultato è un'emergenza ambientale, soprattutto estiva. Basta dello firmare lo turista che su camper e ordinare. Tu in un bella è tanta sarga, belle di. O a sannare schino al fatuarga. Cronaca, i dettagli dell'assalto fallito al furgone, una proposta appoggiata ma non è stata accolta. Convenzionare o rifornitore e a collire sarga differenziata, insomma. Danno un contributo, chi è la versa e poi Vinasali può dare un contributo alla regione, ma sicuramente si risparmia. Cronaca, i dettagli dell'assalto fallito al furgone, andiamo a prendere i bambini, naturalmente sti in codice, a prendere i bambini a scuola, dall'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione Golden Mole del DDA, tra San Gavino e Fonni emergono i dettagli del piano della banda dell'assalto fallito al furgone che trasportava 30 kg d'oro. Indagini, il Borgo Gioiello salvo per miracolo, il rogo di San Gregorio, 2 inneschi sulla 121. Cagliari, c'è un caso Esposito. In doppia seduta di allenamento ieri per il Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno, turbato dal caso Sebastiano Esposito, forse dietro la regia della gente per ottenere un rinnovo dopo un anno dalla firma di un quinquennale, si sono diffuse voci su un'imminente rottura con il Cagliari. Dopo la sessione pomeridiana il giocatore si è intrattenuto con il tecnico pisacane e i DS Accardi. L'atmosfera è parsa attesa, ma non sono filtrati i dettagli. Intanto il club ha presentato
il centrocampista Jacopo Fazzini, arrivato dalla Fiorentina. Ho scelto Cagliari perché mi sentivo al centro del progetto. Cagliari, dico la bruciata, vende i giornali in auto. Solanas, qual è il movente che ha armato Pintus? Narbolia, pensionato morto durante la pesca. Tortolì, una catena umana per salvare un bagnante. Una scelta strategica, vabbè, questo non nos interessa granché. Andiamo sulle prime pagine, della cronaca di Nugoro, visite specialistiche, annullate all'ultimo, pazienti in rivolta, ma come liste infinite con errori del CUP, scusate, Centro Unico di Prenotazione. Siniscola, carenza di loculi in cimitero. Il comune punta all'ampliamento. Interviene l'ADU nel PUC già previsto un'area in località Sant'Elene. Silvestro Lado si intende. Dopo le polemiche legate all'esumazione forzata di salme a causa della carenza di loculi nel cimitero comunale, l'amministrazione civica è corsa ai ripari con un progetto di ampliamento della struttura esistente tra via 4 novembre e via Olbia. Un procedimento passato in Consiglio all'unanimità per procedere all'esproprio di un'area adiacente sul lato ovest in maniera tale da procedere all'ampliamento. Si tratta di una superficie di circa 3.000 metri quadri che andranno ad aggiungersi ai 6.000 attuali e consentiranno la predisposizione di 835 nuovi loculi. Fino che non abbiamo usati, andiamo alla seconda pagina, ecco qua. Andiamo a prendere bambini all'asilo, questo è essa banda naturalmente nell'ordinanza del GIP in retroscena dell'indagine della mobile che ha sventato la rapina. La giungla della differenziata, l'isola divisa da colori e regole. Decine di casi fotografano il caos, la regione ora a puntare sulla qualità. Norme diverse nei comuni sardi, cittadini e turisti confusi e a voglia. A Cagliari il giallo per la carta, a Sassari per la plastica e latta. Oh, yeah. Emergenza plastiche, si rischia anche il blocco del ritiro. Allarme e la crisi nei centri italiani di riciclo per via della concorrenza extra UE. I mastelli della plastica lasciati fuori dalle case, il porta a porta paralizzato. Storia di 8 mesi fa a Cagliari e dintorni, ma non solo. Oggi quell'emergenza rischia di ripetersi per la solita crisi che è nazionale e passa anche dalla concorrenza extra UE. L'ultimo allarme l'ha lanciato Giorgio Quagliolo, presidente di Corepla, il consorzio italiano per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica, ovvero il sistema da cui passa anche la Sardegna, visto che nell'isola la filiera dei polimeri soffre una carenza strutturale, per cui tutta la frazione accumulata in case e uffici viene spedita oltre terreno dopo una primissima lavorazione. La crisi, come spiegato da Quagliolo sulle pagine del 24 ore, vale un mix di ragioni. Intanto il mercato mondiale richiede sempre di più plastica vergine, mentre in Italia c'è un'ampia disponibilità di misto polifenilico, una combinazione di polietilene e polipropilene, materiali chimicamente incompatibili tra loro e di non facile separazione, visto che fondono a temperature diverse. Parliamo, ha spiegato il presidente, delle frazioni meno nobili della plastica, che sono di difficile riciclabilità. Problema. Danni per 1 milione, i Novax esultano e vabbè.
I Notav, scusate, risultano sequestrati, esplosivi e Molotov. La Russia, il terrorismo è stato sconfitto, la violenza no. Sembra inespugnabile. Oltre 120 agenti feriti, identificati 436 partecipanti. Oh, ai, ai, ai. Piccoli borghesi. Caro carburante, il governo cerca rimedi, probabile un nuovo taglio alle accise. La priorità è il diesel, ieri a 2,18 euro al litro. Campo largo e anche il Dem Bettini rilancia l'elezione del candidato premier. Bettini. Conte, meglio le primarie che inchinarsi al PD, questo finché il vede ne vuole un'esecuzione. Non esiste l'ipotesi di un garante, Bersani o chi per lui, che accompagni il campo largo fino alla scelta del candidato premier. L'idea di un nome di garanzia rilanciata da Alessandro Onorato, leader del progetto civico, è semplicemente fuori dalla realtà. Per l'inner cicli della segretaria Dem Ellis Lyon, ma anche per il leader M5 Stelle Giuseppe Conte. Schlein ha detto più volte che esistono due modi per scegliere chi andrà al Palazzo Chigi: le primarie o chi guida il partito che presenta più voti. Sulla carta il PD e Conte sabato notte a Trieste ne ha escluso uno con rovidezza. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non condiviso, non conflittuale, se no, non divisivo, scusate, non conflittuale, se no sarebbe una follia e che vinca il migliore. Oh, iai, Pinocchio. Pinocchio non ha si convinto che qualcuno che lo crede. Catena umana bagnante in salvo, però la rabbia dei bagnini, divieti ignorati, ora basta con gli irresponsabili. Cioè non si potete arriscare e poi pretendere che qualcuno si ucchiata per salvare Isse. Turista soccorso ieri mattina nella seconda spiaggia di Orrì. È l'ennesimo intervento. Aiù, catena umana. Nello smartphone nello smartphone dei ragazzi la chiave del delitto Concas. Vabbè, oh, poverito, poverito. No, guarda innanzi, andiamo un pacco di sport, Cagliari, la gente spinge perché Esposito scenda dal treno rosso-blu. Vabbè, per una scaricata l'occasione. Malagò si trova ora costretto a riflettere con attenzione per evitare decisioni affrettate in un momento così delicato. In verità, nelle ultime ore starebbe pensando di individuare, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, un profilo meno problematico, visto il polverone che si è creato intorno alla scommessa Pirlo. Il panorama, questo però è una cosa, questo segue dalla prima pagina, Pirlo e l'etica di un azzardo, invece su poi rossoblu la mondialissu va problema già in esposito. Gran caldo, la tregua è finita, arriva la quarta ondata. Da mercoledì sull'isola torna ad abbattersi l'anticiclone africano, alte temperature e umidità record fino ai primi giorni di agosto. In cella alla Banda dell'Oro, il piano per l'assalto preparato in un ovile. Il gruppo aveva utilizzato una campagna vicino alla fonderia. Un fenomeno sempre più preoccupante, il lungo elenco di attacchi armati ai portavalori,
dal colpo al cavò della Mondial di Canica all'azione del Comando Sardo in Toscana. Il futuro degli aeroporti sardi, il governo sì al sistema integrato, reso pubblico il piano nazionale presentato dal ministro delle infrastrutture. La crescita potenziale dei tre scali isolani superiore anche agli investimenti previsti. Certo, poco su più che mica caso un tonto. Bah, ti pare che una società privata investa in un aeroporto fallimentare? Perché non si compra a Fenoso, 2 euro stanno, no? Visto che goditi che ha proprietà termagica, comprate Fenoso, mica Cagliari. Il nuovo piano nazionale aeroporti presentato dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti, che su delegato da Salvini, questa settimana va più avanti dei desiderata della regione e considera già i tre scali sardi come un sistema integrato. Nel lungo documento che elenca i 13 sistemi integrati composti da 41 aeroporti di interesse nazionale, la Sardegna viene vista come un unico sistema, pensando a forme di integrazione tra gli scali considerati riguardo la garanzia del diritto alla mobilità per tutti i cittadini in modo uguale sul territorio nazionale. Caro carburante, il governo accelera, probabile un altro taglio delle accise. Speriamo. In un anno gli italiani hanno speso 29 miliardi in più per bollette e benzina, parecchi interventi usati specialmente sul diesel. I prezzi dei carburanti continuano a salire. I conti delle CCA e delle associazioni dei consumatori non lasciano dubbi. In un anno 29 miliardi in più soltanto per pagare le bollette e fare il pieno, mentre tale rifornimento nel periodo estivo, calcolando luglio e agosto, costerà quasi 11 miliardi. Aggiustare, non buttare un nuovo diritto UE. I produttori dovranno garantire ricambi, i prezzi trasparenti e riparazioni. Ecco qua, questa è una bella norma. Rivoluzione in arrivo per i cittadini europei con l'introduzione del diritto alla riparazione volto a dare nuova vita a lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri beni di consumo non più funzionanti ma ancora riparabili. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come entro il prossimo 31 luglio gli Stati membri e quindi anche l'Italia dovranno recepire la direttiva UE 2024-1799, finalizzata ad incentivare la riparazione dei beni di consumo, ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, specialmente le Samec, iPhone e così via, sono obsolescenza programmata. In base alle nuove regole europee viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare anche fuori dal periodo di garanzia legale un bene rotto o difettoso, ma tecnicamente riparabile. È previsto un modulo europeo per il reparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni sulla riparazione, tipologia di interventi, tempo necessario a completare il lavoro, prezzo eventuale, prodotto sostitutivo, eccetera, eccetera. Tutta una informazione obbligatoria. Pensioni e welfare, timori degli italiani, 2 su 3 vedono un peggioramento. Eboli l'ombra del movente religioso.
ho ucciso Esposito perché l'Islam vieta i rapporti fuori dal matrimonio. Oh, Bammo in cuno macco di ricovero. Fonti legali, il tunisino ha reso con serenità la confessione. Oggi la convalida del fermo. Oh, oh, corteo pacifico per Fakir, Lepore sotto scorta dopo le minacce. Solidarietà bipartisan al sindaco, ma secondo Fratelli d'Italia deve scusarsi con agenti e cittadini. Trapianto di retina da un occhio all'altro, ora vede. Questa è una bella cosa, intervento senza precedenti su una paziente cieca da 5 anni. Dopo oltre 5 anni di totale cecità, una donna di 67 anni è tornata a vedere, dopo il successo per la prima volta al mondo di un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. La macula da uno all'altro, che si è nata la macula, dall'uno all'altro dei suoi occhi. Finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto qui alle Molinette. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina, spiega il professor Michele Reibaldi. Elena aveva perso la capacità visiva per un incidente stradale che le aveva lesionato il nervo ottico dell'occhio sinistro, spegnendone la vista per l'impossibilità di trasmettere la luce al cervello, ma lasciando sane le strutture oculari. Al contrario, l'occhio destro, già affetto da maculopatia, aveva subito traumi tali da compromettere irrimediabilmente la retina e la trasparenza della cornea. Decisiva l'intuizione di Reibaldi, svuotando i tessuti sani ma non più funzionanti nell'occhio sinistro, il medico ha prelevato e trasferito nell'occhio destro un intero blocco anatomico, comprendente la cornea, la sclera, la congiuntiva e per la prima volta al mondo la porzione centrale della retina, la famosa macula. Questo trasloco biologico ha permesso di ricostruire un occhio vedente partendo da due occhi compromessi. Oi, oi, oi. Ucciso l'attentatore del Pride, le danno appunto su che è successo in Germania, il 21enne in fuga nel quartiere di Spandau ha tentato di aggredire gli agenti. Trump è a corto di Patriot e rinvia l'escalation contro l'Iran. Allarme di Cain sulle scorte di missili, domani Netanyahu alla Casa Bianca. Oh, Berlinguer, Pride, ucciso l'attentatore, l'abbiamo già visto Satiro Giornale, la fuga del 21enne, sostenitore dell'ISIS, è finita alla periferia di Berlino. Il bilancio finale dell'attacco alla festa di LGBTQIA+, e il morto è un morto e 29 feriti. Il bilancio. Guerra in Ucraina, 10 vittime, raid di missilistico anche su Kiev, in cui continua Ziki sul benefattore dell'umanità, Vladimir Putin, que incluso tancamos, si te novela de hoy, nos damos appuntamento a casa, torna a sabato sola. Aquí uns partiti da sigla. Bene, a mezzo fedele di Agonatorto da Vizi TV.